Fare una passeggiata in centro, un'azione quasi banale ma non per chi è costretto su una sedia a rotelle, obbligato alle gymkhane tra marciapiedi e automobili. Non lo so, è coraggio ad accettare comunque di passare la vita comunque in una sedia a rotelle così. Io non l'accetterei una cosa del genere. Disabili per un giorno, gli studenti dello IANAS di Tortolì si sono immedesimati per capire. Seduti sulla sedia a rotelle hanno sperimentato gradini e fatica, difficile anche solo attraversare la strada o accedere a un negozio. Le barriere architettoniche sono oramai barriere sociali. Provare a affrontare un percorso cittadino di tutti i giorni, dove il disabile si trova a contatto con tutte le barriere, le difficoltà che una cittadina può dare, lì la difficoltà è ampliata. Il tema non è mai facile, i diritti dei disabili si sommano a quelli di chi si muove sulle sue gambe o in auto e il risultato, piuttosto che aiutare chi ne ha bisogno, mostra le difficoltà di tutti. Per poter far riflettere i ragazzi su certe problematiche bisogna metterli di fronte a certe problematiche, quindi niente di meglio se non farli sedere su una carrozzina e far provare loro le reali difficoltà che si incontrano nell'attraversare la città piuttosto che nel muoversi autonomamente. Sono arrivato a questo sport dopo averne praticato altri.